Un terremoto a pochi giorni dalla chiusura dell'offerta. Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono ormai attorno ai 2/3 del percorso previsto dalle rispettive offerte di transazione verso i soci azzerati dal crollo delle azioni, ma il rischio legale per i due istituti del Nord-Est cresce ancora. Il Tribunale Civile di Verona ha infatti condannato Popolare di Vicenza a indennizzare per intero 40.000 euro una piccola e anziana socia cui sarebbero state vendute un pacchetto di azioni illiquide in violazione alle regole della MiFID, cioè del suo profilo di rischio. In sostanza, la banca non ne aveva spiegato i rischi al momento dell'acquisto. Una sentenza che ora con ogni probabilità convincerà molti a non accettare l'offerta di transazione nella speranza di rivedere tramite azione legale tutti i soldi persi. C'è da dire che la banca ha intenzione di ricorrere fino all'ultimo grado di giudizio, ma dalla magistratura è arrivato un segnale chiaro. Il pronunciamento dei giudici avrebbe avuto una magnitudo molto maggiore se si fosse materializzato solo qualche mese fa, fino forse a bloccare le offerte di transazione. Ma anche oggi, che circa i 2/3 dei soci hanno accettato l'indennizzo rinunciando alle vie legali, tutto si complica. In un momento in cui le due banche sono impegnate a ottenere dall'Europa il via libera a un aumento precauzionale da circa 5 miliardi di euro per evitare il baratro del bail-in. La conciliazione ha dato comunque un minimo di ristoro alle persone, ma soprattutto bisogna adesso dare un capitale e qui il decreto del governo dei 20 miliardi può dare un contributo anche a salvare i risparmiatori da questo punto di vista, perché le banche venete devono avere un futuro, poi vedremo se è con una fusione o se è con altre modalità di coordinamento, ma devono avere un futuro proprio per salvare sia i risparmi ma sia la capacità anche di sostenere l'economia.